Piazza della Vittoria cambia volto e lo fa nei prossimi 4 mesi. Sono iniziati a Casarza Ligure i lavori per dare una nuova regolamentazione alla viabilità nell'area di fronte al bar La Ruota. L'area di manovra si è resa necessaria per eliminare la pericolosità del passaggio veicolare lungo una strada molto trafficata. E da una parte riusciremo ad ottenere, a differenza di quanto ci aveva prescritto ANAS, la possibilità di avere dei parcheggi di sosta temporanea dove chi vuole usufruire anche delle attività commerciali, quindi vivere la piazza dal punto di vista commerciale, lo potrà fare, e aumenteremo l'area pedonale, quindi contemperemo sia l'esigenza del passaggio con quella della vivibilità della piazza. Di diverso avviso l'opposizione, che si fa portavoce delle lamentele dei commercianti della piazza che si trovano al di là della strada. Sicuramente poteva essere utile un intervento sui parcheggi. In un primo momento io non mi ero opposto a una regolamentazione con parcheggi all'Isca di Pesce, ma il progetto attuale prevede uno spazio d'area e di manovra di 6 metri che va verso i negozi, quindi non è vero che aumenta la pedonabilità della piazza, ma anzi viene tolto spazio verso proprio i negozi, tant'è vero che le attività commerciali non sono molto contente di questo progetto. Per venire incontro ai negozi, i lavori verranno realizzati in 2 tempi successivi, con la creazione di posteggi a servizio delle attività. Abbiamo chiuso al momento una parte della piazza, ricavando, lo voglio dire, per venire incontro ai commercianti, ai cittadini, circa più di 10 parcheggi nell'area della piazza dove c'è adesso la fontana, che non c'erano, quindi praticamente siamo andati anche oltre ad oggi i parcheggi che erano presenti prima della chiusura. Successivamente verrà chiusa la parte di qua dove c'è la fontana, per intenderci dal bar La Ruota. Il progetto prevede un'aiuola, l'illuminazione a LED, l'impianto di videosorveglianza e l'abbattimento delle barriere architettoniche, non ultima l'eliminazione della fontana e successivamente la realizzazione di spazi per le attività aggregative e culturali. Nei lotti successivi è prevista la realizzazione di un nuovo anfiteatro a soli 100 metri di distanza in linea d'aria da quello già esistente di Piazza Unicef e spesso possiamo dirlo anche sottoutilizzato. Quindi assolutamente un'opera inutile e costosa fatta con le risorse dei cittadini quando vi erano priorità sicuramente più importanti. ANAS ci ha detto chiaramente che così come era oggi la piazza non andava bene, quindi i parcheggi non ce ne potevano essere, per cui abbiamo cercato di fare qualcosa che potesse andare incontro a tutte le esigenze. Togliendo la fontana ampliamo l'area pedonale, quindi vi sarà la possibilità di organizzare dei mercatini, degli eventi musicali richiesti da anni dai commercianti, e ora attraverso questo nuovo spazio si riuscirà a fare anche questo.